10 luglio 2020, ore 12:25, per la prima volta le 78 dighe mobili del Mose si sono sollevate dal fondo della laguna alle tre bocche di porto del Lido di Venezia, dividendola per la prima volta dal mare Adriatico. Un primo test in vista della vera necessità, quella di difendere la laguna dall'irruenta azione combinata del vento e del mare che lo porta a spingersi oltre i 130 cm sul livello medio. Da quel 10 luglio il Mose è entrato efficacemente in funzione 2 volte nel mese di ottobre e ora che la laguna e le città che custodisce possono tirare un sospiro di sollievo, si pone la questione della disciplina degli interventi. A tale scopo il governo ha nominato un comitato a cui è affidato l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e vari ministri competenti, lo compongono i sindaci di Città Metropolitana di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, nonché alcuni rappresentanti, con voto limitato, di altri comuni del territorio. Allora, da 20 anni noi abbiamo il cantiere e lo si vede lì sullo sfondo e quindi siamo molto preoccupati. Eravamo preoccupati per il funzionamento del Mose. Oggi pare che funzioni, questo ci fa sicuramente felici. Ovviamente saranno da verificare le varie operazioni nel corso del tempo e anche le ricadute sul nostro territorio. Nel frattempo c'è un organismo di gestione del Mose e in questo organismo di gestione non eravamo stati inseriti. Su nostra richiesta il governo ci ha inserito, quindi ci fa piacere esserci perché per noi è fondamentale dir la nostra, visto la anche grande penalizzazione e anche la grande ripercussione che c'è sul nostro territorio. Per noi oggi è importante un altro aspetto. Le misure di compensazione rispetto al Mose sono tante, le risorse economiche pure, noi vogliamo esserci, vogliamo che questa zona venga riqualificata in maniera importante. È la nostra porta d'acqua, il terminal, ma tutto anche il waterfront dove noi adesso siamo, che deve essere riqualificato. Dopo la grave penalizzazione del cantiere, oggi è importante che ci sia la riqualificazione, l'approccio all'acqua e quindi il riappropriarci della nostra peculiarità.